Mi aveva chiesto mia moglie di aiutarla a ritirare la biancheria e ritirando alcuni indumenti, per esempio un paio di slip miei, mi accorsi che nel fondo c'erano delle briciole di pane, probabilmente quello del piano di sopra, scotolando la tovaglia da tavola, aveva fatto finire le briciole proprio sulla biancheria. E guardando quelle briciole in fondo allo slip, sono scoppiato a ridere. Mia moglie, perché ridi? Niente, stavo pensando che lui, guardandomi verso il basso, non mi pare che sia così vecchio da doversi accontentare delle briciole. E qua siamo scoppiati a ridere. Però poi ripensandoci, chiedevo, ma perché ho detto lui? E non ho nominato l'organo sessuale, perché non avrei potuto chiamare il mio organo riproduttivo, avrei potuto usare un- diciamo così, un'espressione significativa senza dirlo. Invece no, ho detto lui, perché noi abbiamo dei tabù e li trasferiamo ai nostri figli, inevitabilmente. Cioè, quindi facciamo credere loro che effettivamente certe parti del corpo non si possono nominare, così come non si possono nominare nemmeno gli indumenti che vengono a contatto con queste parti del corpo. Io tante volte, scusa un attimo, salgo a casa a cambiarmi la giacca, salgo a casa a prendermi un soprabito. Non ho mai sentito dire nessuno salgo a casa a cambiarmi le mutande, perché quello non si dice, anche se te le cambi non si dice. Così come, non so, chissà quanti di voi sarà capitato che durante una cena tu vedi qualcuno dice scusate, vado a lavarmi le mani e si vede dalla posizione, dalla postura che gli sta scappando la pipì. Infatti quando ritorna ci sarebbe da chiedergli, ma dopo che ti sei lavato le mani, te le sei lavate le mani? Perché a quel punto è inevitabile. Cioè noi in pratica ecco, produciamo tabù a non finire. E probabilmente anche per questo non è un paese per giovani, perché i giovani sono più disinibiti di noi. Poi se ne vanno all'estero c'è la fuga dei cervelli e ti credo. Ma voi avete mai visto, per esempio, la pubblicità prima del TG delle 7 del mattino? Mi mandano tre spot abitualmente. Il primo è per autoadesivi per dentiere, il secondo pannoloni per incontinenti, il terzo per poltroncine, diciamo, montascale, quelle dove tu vedi il tizio sulla scala che va salendo sulla poltroncina elettrica. Cioè, a questo punto un ragazzo che arriva a vedere una sfilza di spot del genere si chiede, ma un sogno, ma io ancora qua devo stare? E chiaramente se ne scappa via, sia che sia un cervello in fuga, sia che sia uno scimunito in fuga, ma non ha importanza. Allora effettivamente ecco, li abbiamo in qualche modo disabituati a chiamare le cose con i loro nomi. Abbiamo troppe reticenze, c'è qualche cosa sicuramente che non funziona. Anche il campo dell'eros, per esempio ai giovani il gioco erotico piace, i ben pensanti lo considerano qualcosa di scandaloso. Sto parlando di un episodio accaduto un po' di anni fa, al quale credo fino a un certo punto, ma qui lo dico e qui lo nego. Lui in discoteca le ha promesso che l'indomani la porterà in un agriturismo a circa 150 km da Palermo, figurate. Per cui l'indomani mattina, proprio perché gliel'ha promesso, fa la levataccia, la va a prendere, vanno in autostrada e cominciano a viaggiare per l'autostrada. A questo punto lui va piano perché ancora c'ha sonno, ha dormito poco il sabato notte e lei lo invita ad accelerare. Dai, sbrigati perché vuole arrivare presto in questo agriturismo. Quando arrivano campagne e campagne, a questo punto lui continua ad andare piano e lei lo incita. Dai, forza, vai più veloce, dai, più veloce. Visto che lui non cede, lei lo sfida. Facciamo un gioco sessuale. Ogni 10 km in più che fai di velocità, io mi tolgo un indumento di dosso. Siccome davanti a queste sfide il maschio poi cede, a questo punto lui accetta. Per cui lui accelera, lei si toglie la giacca, accelera, lei si toglie la gonna, accelera, si toglie la camicetta, il reggiseno. Quando questa ormai era soltanto in slip, lui si ritrova a 90 km orari, campagna e campagna. A quel punto, siccome il gioco ha le sue regole ferree e vanno rispettate, diciamo, lei deve arrivare fino alla fine e si toglie pure i slip. Il povero disgraziato si ritrova a 100 km orari, campagna e campagna, con la coda dell'occhio la vede nuda, si distrae, non si accorge della curva, tira dritto e va a piglia un arbolo inchino.
la macchina è accartocciata, il parabrezza si volatilizza, lei vola in aperta campagna e comincia a rotolare a destra e manca, tutta ferita e lacero contusa. Lui incastrato in mezzo alla lamiere. Lei si rialza a malapena, datemi aiuto, si vede nuda, con un braccio si copre il seno, vede una scarpa di lui in mezzo all'erba, la raccoglie, se la piazza qua sotto e corre sul ciglio della strada. Aiuto, aiuto, aiuto. Passa una macchina dei carabinieri, accosta, scende l'appuntato. Signorina, che succede? Il mio fidanzato è rimasto incastrato, aiutatemi a tirarlo fuori. L'appuntato vede questa scarpa qua sotto e commenta: signorina, non è cosa nostra, meglio che l'accompagniamo in ospedale.